Buon pomeriggio amici di Sportisti, qui da Marco Genduso per commentarvi questa partita valevole per il secondo turno di Coppa. Troviamo da una parte il 3M Calcio a 5 e dall'altra il Vigor San Cataldo, maglie bianche per gli ospiti, maglia classica invece verde per la formazione di mister Roberto Zapparata. Le due formazioni sono già in campo nella zona mediana con i due capitani che oggi si daranno battaglia. Vediamo infatti Roberto Restivo che oggi ritorna in campo dopo l'assenza nell'ultimo match contro il Cus Palermo. Una gara, ricordiamo, ma siamo sicuri che l'avete vista sicuramente sui canali di Sportisti, è terminata con il risultato di 6-6, una partita bellissima con un primo tempo da urlo per la formazione del presidente De Simone. Poi però qualcosa è successo nel secondo tempo, perché Cus Palermo chiaramente è ritornato in partita e non poteva fare altrimenti, visto anche il bagaglio tecnico della formazione con Giannola, con Miranda, insomma giocatori molto molto forti per la categoria. Chiaramente poi c'è stata una rimonta incredibile, forse anche un pizzico di inesperienza per la tanta gioventù, così come la chiama mister Roberto Zapprata durante il riscaldamento, con Antonio Calò che comunque nella scorsa partita è andato in segno per ben 3 volte. Non è ancora, forse manca il miglior Cristian Calvaruso, rimanendo sempre in tema under. Nel frattempo il classico circle time con mister Roberto Zapprata che sta guardando proprio qui, forse così, a verificare se il video effettivamente sta andando in onda, ed è così, è in onda. Dunque anche un bigliettino, probabilmente quello per chiamare il time out. Nel frattempo le due squadre si stanno per schierare al centro del campo. Vediamo subito la prima scelta, perché para dal primo Tripoli, dunque non Alessandro Norfo, che sempre nell'ultimo match contro il Cus Palermo è uscito con un'espulsione. Dunque questo è un cambio anche in tal senso, per cercare di far abituare il giovane con la maglia numero 16 Giuseppe Tripoli tra i pali. D'altra parte adesso poi come centrale agirà Mario Molinaro, grande partita per lui nella scorso match contro il Cus Palermo. Runfolo viene schierato come pivot e poi come laterali Antonio Calò e Roberto Restivo. Dunque questa è la prima mossa con il Restivo che giocherà contemporaneamente a Mario Molinaro. Questa forse è anche un po' quello che è mancato in realtà nella scorsa partita. Nel frattempo per gli ospiti vediamo Mattia Agnello sul punto di battuta, si comincia e ha inizio finalmente questa partita, ricordiamo, con i due tempi da 20 minuti. Ormai il tempo effettivo è entrato in maniera anche prepotente nel campo del campionato della C1, ma anche chiaramente in Coppa. Sicuramente questa è una soluzione che influenzerà comunque tutte le partite, perché le squadre comunque che erano abituate a giocare in questi campionati forse con il tempo effettivo non sono ancora preparatissime, però anche il caldo sicuramente non aiuta in tal senso. Oggi circa 25 gradi qui a Palermo, ma sicuramente rispetto alle prime uscite stagionali il tempo è un po' più mite. Restivo intanto, i primi palloni gestiti con Molinaro. Ecco Antonio Calò, uno dei più attesi di questa partita. Runfolo, per lui 2 gol nel match del primo turno. Dato Runfolo calcia subito, ci prova, si è presentato così. Maglia 19 sulle spalle. Diciamo quindi come lui abbia già realizzato in realtà 2 gol in Coppa nel match di ritorno contro il San Isidro Bagheria, gara terminata con il risultato di 4-5 per la formazione di mister Zapparata. Doppietta per Runfolo, gara invece di andata che ha visto vincere il Treme Calcio 5 7-4 con una grande prestazione invece di Cristian Calvaruso, che parte dalla panchina, ma credo sia una mossa da parte di mister Zapparata, forse per non sfodere tutte le sue carte fin dall'inizio. Lo vediamo infatti seduto in panchina accanto a Scalavino, anche lui solitamente parte dal primo, ma siamo in Coppa, forse mister Zapparata con la sua esperienza vuole provare tutti. Agnello c'è il pallone, contrasto con Antonio Calò, lottano i due, poi sfiora anche, poi sbaglia tutto, si riparte con pallone preso da Martorana. Calò vuole le finte, viene fermato, l'ottimo break difensivo adesso in avanti, potrebbe calciare per la secondo palo e la gara viene subito sbloccata dopo pochissimi minuti con Eric Martorana, ma grandissima palla da parte di Garcia Marquez che fa vedere un grande break difensivo. Palla secondo palo e lui puntualissimo. Martorana, dopo aver perso il pallone qualche istante precedente contro Antonio Calò, questa volta arriva sul secondo palo puntualissimo, non sbaglia, risultato di 0-1 dopo veramente pochissimo tempo. Parte male quindi la formazione di mister Zapparata, però bisogna dire, come nella scorsa partita contro Cus Palermo, fosse partita benissimo, dando sopra di 5 gol. Poi però sappiamo tutti com'è terminata, con un risultato di 6-6. Chissà che magari invece questa inizio all'opposto
possa magari portare bene a mister Roberto Zapparata. Nel frattempo Calò, Molinaro, Ruffolo cerca un dribbling sulla linea di fondo, Martorana lo affronta, non lo fa passare. Nel frattempo Garcia Marquez a dare indicazioni al compagno. Gioca lui come centrale, perché poi Alessi gioca come laterale sinistro, mentre invece Agnello come pivot. Calò, il taglio di Restivo, va giù il portiere, poi si riparte in contropiede. Agnello allarga il gioco col tacco, Alessi, poi Calò, una grande giocata, poi da terra è scivolata, non arpiona il pallone, si riconquista, ma gara subito molto intensa qui al campo del 3M Calcio a 5. Garcia Marquez centrale, Martorana sbaglia il controllo, Restivo con la sua nuova fascia da capitano. Nel frattempo Calò si allarga, viene scantonato fuori da Garcia Marquez, che già ha iniziato molto bene la partita. Runfolo, palla fuori. Comunque parliamo di Restivo come fosse stato assente nella gara contro il Cus Palermo, un'assenza importante per un giocatore come lui, nella sua caratura, fascia da capitano al braccio, numero 7, insomma il curriculum parla veramente chiarissimo per il giocatore. Martorana, Alessi sbaglia qui il controllo, buono qui il recupero, fase di piegamento di Runfolo, poi Restivo, Molinaro, Calò, non vuole rischiare la giocata, Molinaro e ancora Antonio Calò. Runfolo cambia lato, Molinaro, Restivo di prima, Calò la aggancia un po' con la tibia, poi viene anche un po' toccato probabilmente da Garcia Marquez. Tripoli con il tocco morbido a cercare l'inserimento proprio del compagno, che ha lanciato uno sguardo al proprio portiere, forse quasi a dire dammela nei piedi. Martorana scambia con Garcia Marquez. Agnello, Alessi, ancora Agnello, sempre Alessi, se la scambiano molto bene i due. Ricordiamo che il Vigor San Cataldo arriva dal primo turno, qui ha eliminato l'Akragas, formazione facente parte del girone A del campionato di C1. Squadra invece ospite oggi fa parte del girone B, dunque parte in Coppa, non si affronteranno nel corso della stagione queste due squadre. Nel frattempo sarà rimessa laterale, dunque parlavamo come nel primo turno avesse eliminato effettivamente una squadra del girone A, si trattava dell'Akragas Futsal, risultato di 3-1, gara di andata, poi ritorno invece finito con il risultato di 0-0, dunque una formazione che comunque in trasferta non vuole uscire dal campo senza punti, però in campionato sono arrivate 3 partite, di cui 2 lontano dal campo di casa, soltanto una vittoria e non in trasferta. Nel frattempo si allunga il pallone, palla che termina fuori con Molinaro che lo ha scortato all'esterno, più che esterno di così non si poteva fare. Concede comunque il calcio d'angolo con Alessi sul punto di battuta. Poi conclusione di Martorana, respinta. Garcia Marquez si appoggia dietro da Vincenzo Camilleri. Poi Calo mette una pezza. Nel frattempo il primo cambio con dentro Cristian Calvaruso, lo vediamo qui sotto i nostri schermi. Lui che può fare sia il laterale ma può fare anche il pivot. Si schiera infatti nella posizione più offensiva oggi, subentrato al compagno Runfolo, che ha avuto una buona occasione, non tanto ghiotta, ma comunque si era costruita bene, una conclusione da fuori. Nel frattempo è pronto al cambio anche Francesco Scalavino, quindi si cerca maggiore tecnica, maggiore forse Pepe lì davanti. Calò, Molinaro, si inserisce Calò, ma incontro invece Restivo, si ritorna sempre dall'ex Veco. Calvaruso, Molinaro, si inserisce Calvaruso, non lo serve, forse adesso, vediamo il tacco molto elegante, poi Calò, pallone un po' rischioso, poi vede il rilancio per Calvaruso contro il portiere, Calvaruso, le finte, Calvaruso! E Camilleri supera, non si gira fino all'ultimo e salva tutto, ma palla geniale di Calò che probabilmente non aveva nemmeno visto il compagno, ma sapeva che su quei palloni Calvaruso può andarci benissimo con la sua velocità. Lui ha attaccato la profondità, il pallone effettivamente è arrivato, poi la classica giocata di Calvaruso che sconta il portiere, molto spesso prova sempre a saltarlo, il portiere non è uscito tanto, lui ha calciato poi con l'esterno senza dare in realtà troppa potenza,
Difatti il risultato è rimasto sempre di vantaggio per il Vigor San Cataldo. Poi la ruletta riesce a passare con la punta e Tripoli fa un miracolo assoluto, però un po' leggera qui la marcatura di Molinaro, che nella scorsa partita contro il Cus Palermo è stato uno dei protagonisti assoluti, per lui anche un gol da fuori sul versante destro. Sarà calcio d'angolo, palla a cercare Garcia Marquez che buca l'intervento con il piede sinistro, stava arrivando effettivamente. Nel frattempo primi cambi forse anche per il Vigor San Cataldo, che fa riscaldare qualche calciatore. Molinaro cerca un 1-2 improbabile con Antonio Calò, che infatti non è proprio d'accordissimo con l'idea del compagno, che lo ha servito sulla profondità. Calò voleva il pallone sui piedi probabilmente. Palla lunga per Martorana, la tocca poi il crono. Anzi no, secondo arbitro, chiedo scusa. Oggi come editor di gara abbiamo il signor Danilo Spallino, poi Claudio Martinico. Frattempo Calò col destro, era una grande giocata come sempre. Tutte le migliori azioni del 3 calcio 5 partono o finiscono, poi chiaramente dipende se fa gol o assist, da Antonio Calò, che aveva messo una palla interessantissima, un mix tra un tiro e un assist, perché era una palla potente come un tiro, ma poi è diventata una traiettoria interessantissima per l'assist al secondo palo, dove Cristian Calvaluso stava arrivando. I due gemelli del gol che hanno brillato nel precampionato. Palla di prima, Marquez con la testa, Calò in anticipo, la difende, poi guadagna. Devo Marquez dire qualcosa al compagno, ovviamente al portiere, a Camilleri, forse per un rilancio più rapido. Calò, Molinaro, ecco Calvaroso, cambia tutto rischiando però il passaggio. Calò cerca Scalavino, poi si scontra con Alessi. I due non si sono dati sicuramente un cenno amichevole, che il capitano e Scalavino si sono scontrati un attimo, probabilmente si sono incrociati anche nella corsa, per questo infatti Scalavino forse recriminava un calcio di punizione. Marquez, Agnello allo spazio, il numero 7 per partire, cerca il secondo palo, i compagni, trova però Molinaro, riparte il tram con Calvaruso che salta l'uomo. Calvaruso guarda la porta, può calciare, cerca il primo palo, ma sul secondo stava arrivando Salvatore Girgenti, che ha una peculiarità molto importante, spesso sul primo pallone che tocca lo trasforma in rete. Insomma, un dato piuttosto interessante. Ancora non l'ha toccato, vediamo quale effettivamente sarà e di che qualità sarà il suo primo pallone. Martorano, Alessi, Marquez, e poi le urla di mister Zapparata, chiama il pressing per Girgenti. Nel frattempo ha lasciato il campo, almeno per qualche minuto probabilmente, Antonio Calò, che è decisamente il migliore in campo per il 3 calcio 5, soprattutto in fase offensiva si era fatto già vedere con un diagonale più che interessante e una palla a profondità per Calvaruso. Molinaro intanto, ottimo qui il suo contrasto, scambia con Calvaruso, poi gli chiede di prendersi il campo. Calvaruso invece cerca il pallone. Girgenti, Molinaro, Scalavino, cerca il passaggio che però non riesce a passare. Molinaro, poi a terra Calvaruso, calcio di punizione, risultato di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, vantaggio della formazione ospite. Ricordiamo che le due squadre fanno parte dello stesso girone, con il Cus Palermo per completare il terzetto. Oggi riposa però la formazione palermitana. Calvaruso tenta forse un primo dribbling, poi ci ripensa e si appoggia. Scalavino, ecco Molinaro, Girgenti dialoga con Scalavino che si appoggia subito dietro. La difende Calvaruso col destro, deviazione poi di Scalavino, che ha tentato di levarsi su quel pallone, ma anche un po' complicato effettivamente.
Martorana scambia con Garcia Marquez, si scontrano i due, poi la scivolata di Molinaro, un 2 contro 1, Calvaruso 3 contro 2, intanto Scalavino cerca il primo palo con potenza, il 21 non trova il gol, lui che nella scorsa partita, nell'ultima azione, aveva trovato un tiro perfetto con la punta, ma il tempo non era dalla sua parte perché è arrivato proprio dopo il triplice fischio finale, dunque tanta sfortuna per Scalavino, che invece aveva trovato il gol iniziale, sempre con la punta. Martorana prova una giocata solitaria, sbaglia però. Autore del gol che al momento decide questo match. Calvaruso, Molinaro, ecco Scalavino, si appoggia dietro, sempre da Molinaro che dà sempre il primo appoggio. Rischia un poco, Scalavino con la punta. È stata buonissima la pressione di Garcia Marquez che ha intimorito probabilmente il 21. Marquez, tempo cambi con Granatiere e Alessi che fanno il loro ingresso. Alessi con la 17, Granatiere invece con la numero 6. Calvaruso con la punta, tocca verso Girgenti, il pallone però termina in out dopo un tocco con la punta tentato proprio da Cristian Calvaruso, che non ha trovato però il compagno. Molinaro, Girgenti si appoggia, conclusione da fuori Scalavino, respinta, poi è libero, palla ancora di ritorno tentata con questo scambio veloce da Calò e Scalavino. Nel frattempo viene chiamato un piccolo break con risultato sempre di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Il gol è arrivato dopo pochi istanti dall'inizio della partita sul segno di Martorana che si è inserito molto bene al secondo palo realizzando un facile tap-in su un pallone perfetto datogli dal compagno. Si trattava di Garcia Marquez che aveva visto dopo una buona azione solitaria sulla fascia sinistra l'inserimento del compagno sul lato opposto. È arrivato un tap-in molto semplice che ha sbloccato questa partita. Due squadre che stanno cercando anche di rifacillarsi un attimo dopo questi minuti giocati. C'è tanto caldo, quindi bisogna anche capire le formazioni. Infatti i due tecnici stanno dando indicazioni sia da una parte che dall'altra, tentativo probabilmente per gli ospiti di continuare con questo atteggiamento. Dall'altra parte invece mister Zapparata forse per cambiare qualcosina. Nel frattempo rientra in campo anche Restivo, dunque notiamo Molinaro, Scalavino, Restivo e Calò, quindi 4 quinti del quintetto iniziale perché soltanto Runfolo non è in campo, al suo posto Scalavino. Rimessa con Calò sul punto di battuta vicino a lui Scalavino. È uno schema Molinaro di potenza, viene respinto, poi rischia qui con una giocata Scalavino, va giù, tutto regolare per il diritto di gara. Nel frattempo è in campo anche Anzalone per il Vigor San Cataldo. Rischia Resi con il pressing di Calò. Granatiere, Marquez cerca lo scatto da parte di Anzalone che però non aveva seguito l'idea del compagno, che non era sbagliata comunque. Molinaro per Restivo, la controlla con la suola, poi si appoggia Calò, palla dietro a coinvolgere anche Molinaro. Scalavino di prima, Restivo, adesso tecnica in campo con il 7, scontro con Marquez. I due finiscono fuori, ma l'ultimo tocco è del capitano in maglia verde, dunque Marquez rischia, poi fa una buona giocata, cerca il tocco su Anzalone, ma non trova il compagno, trova però una deviazione di Restivo, se non l'abbia visto male. La pressione di Alessi che poi riesce anche a passare,
c'è il compagno, lo serve, la controlla con la suola, poi se la porta fuori Anzalone. Questa è una buona occasione con il break di Alessi, che però ha fatto lo stesso errore 2 volte consecutive su un aggancio. Restivo, Molinaro, sempre Restivo. Ecco Calò, che può puntare. Calò in mezzo a 2, non riesce a passare in Marquez. Adesso Alessi, che non sbaglia questa volta. Marquez si allunga il pallone, poi cerca l'appoggio, lo ottiene in granatiere. Poi lotta Calò, sempre Marquez con l'esterno. 1-2, esce benissimo la pressione, ma il pallone termina fuori. È una buona giocata questa da parte dello spagnolo. Cambio. Molinaro, Restivo, rischia con la pressione di Alessi che è alle sue spalle, poi la tiene lì, coinvolge Tripoli che va in avanti lungo a cercare proprio Scalavino, ha agganciato un pallone veramente complicato, ma c'è stato prima un fischio da parte del direttore di gara, dunque calcio di punizione, fallo di Francesco Scalavino che fa anche accenno di no con la testa, probabilmente non è convinto della chiamata del direttore di gara. I due probabilmente si sono incrociati durante la corsa. Nel frattempo rientra in campo il capitano Alessi. L'altro Alessi. Alessi cerca il passaggio, sbaglia tutto. Restivo intercetta, c'è Calò vicino a lui, gli dà l'appoggio, poi va giù Restivo. Calcio di punizione, step on foot, il famosissimo ormai intervento famoso nel mondo del calcio a 11 soprattutto, presente anche nel calcio a 5. Nel frattempo fuori Calò, ecco la fisicità invece di Emanuele Runfolo. E va proprio Runfolo. Questa potrebbe essere una soluzione interessante, la sua conclusione di potenza. Distanza sembra veramente complicata, ma per battere lui sicuramente ci sono state delle punizioni in allenamento. Ma Runfolo, infatti è ottima la sua conclusione con la respinta di Camilleri, molto potente ma anche preciso. Il numero 19 che sta andando vicinissimo al suo terzo gol in Coppa. Lo sta per fare veramente bello qui. Runfolo, Molinaro non rischia e infatti si appoggia saggiamente dalle parti di Tripoli, che fa lungo. Restivo, l'aggancio con Alessi che recrimina. Non è d'accordo il capitano del 3M Calcio a 5. Granatiere, c'è Alessi vicino, poi si allontana, lo serve invece adesso il capitano, converge verso il centro, si appoggia con l'esterno. Alessi cambia tutto. Granatiere, Anzalone, nel frattempo è uscito dal campo Garcia Marquez, palla in profondità per Granatiere che calcia al volo, e questa non era un'occasione brutta, tutt'altro una palla perfetta da parte di Anzalone, se non abbiamo visto male. Scalavino, Molinaro, Runfolo la tiene sotto la suola, non vuole affrontarlo qui la formazione avversaria. Poi il tunnel da parte di Scalavino che alza le sue giocate, poi palla a secondo palo, tentata per Runfolo, chiude perfettamente però Granatiere con una grande chiusura difensiva, ma la magia di Scalavino che col tacco era riuscito a fare passare sotto le gambe il pallone. Nel frattempo è rimasto a terra Runfolo. E qui tanto dolore per l'attaccante, che in lacrime addirittura. E si teme forse una distorsione, perché sentiamo le urla da parte dell'attaccante che probabilmente non potrà continuare la sua partita. Sembra veramente tanto dolorante. Questa potrebbe essere una bruttissima notizia per il 3M Calcio 5, che potrebbe perdere il centravanti, che sta giocando veramente bene oggi. Aveva sfiorato 2 volte il gol, non riesce nemmeno a mettere la pianta del piede a terra, dunque le urla potete anche sentire dai nostri microfoni, dunque
Un brutto infortunio. Nel frattempo rientra in campo Calvaruso, che si posiziona lì al posto di Runfolo. Si teme qualcosa di osseo probabilmente, anche per le urla di dolore, e la zona colpita dovrebbe essere quella del malleolo laterale. Tempo Calvaruso restituisce il pallone, dunque si ritorna dalle parti di Camilleri, squadra in campo per il resto della partita. Alessi, Granatieri, Anzalone, c'è l'inserimento di compagni, lo serve adesso Granatieri che si gira, potrebbe darla adesso, vede invece Alessi, l'aggancia col sinistro, va sul piede forte col destro punta e traversa, e poi la respinta di Restivo sul palo che nega il raddoppio. Poi Alessi ancora il dribbling è velocissimo, palla sempre a cercare il primo palo, questa volta trova Tripoli attentissimo, ma vicino più che mai il Vigor San Cataldo al gol dello 0-2. Ha subito il colpo la formazione di mister Zapparata, che ha rischiato veramente di prendere il doppio vantaggio, e qui sarebbe stata doppio svantaggio, chiaramente sarebbe stata una notizia pessima, ma si è salvata la formazione in maglia verde. Restivo rischia da ultima, poi trattenuta. Vittorio Gara ha un po' graziato questa volta Restivo. Poi palla su Scalavino, molto complicato da mettere giù, lui cercato di abdurre la gamba più che potesse, ma veramente, veramente difficile poter prendere questo pallone anche con una grande tecnica come la sua. Granatieri, Anzalone, Alessi, dai suoi piedi sono arrivate due occasioni importanti negli scorsi minuti, si appoggia Camilleri che cerca e pensa inizialmente a lanciare il compagno, poi ci ripensa. Alessi, Granatieri, poi intercetta Calvaruso, palla geniale di Scalavino per Calvaruso, la scivolata perfetta, si salva la formazione ospite che poi parte nel contropiede con Granatieri. Anzalone, Alessi può puntare, vede il pallone perfetto per Anzalone, viene chiuso da Restivo, poi riparte Scalavino, adesso la gara è molto aperta. Scalavino allarga il gioco per Calvaruso, viene anticipato da un super Alessi che poi punta in velocità, scontro con Scalavino, sembrava spalla a spalla, ma il direttore di gara ha deciso di fischiare questo calcio di punizione. Sono 2 da una parte i falli, 3 dall'altra. Era comunque corretta nonostante ci siano stati 5 falli. Il calcio di punizione. Sul punto di battuta vediamo Alessi vicino a lui Granatiere, chissà che infatti non arrivi un passaggio su Ignazio Granatiere. Infatti è proprio così, Granatiere, l'aggancia, Alessi, sempre Granatiere, nuovamente il capitano, poi l'anticipo di Molinaro perfetto con il fisico su Anzalone. Restivo anticipa anche Scalavino, adesso Molinaro, c'è spazio, Restivo, inserimento, la controlla molto bene che Molinaro, poi si appoggia dietro non rischiando nulla dalle parti di Giuseppe Tripoli. Molinaro, poi Scalavino, classica la sua giocata, poi non va incontro Calvaruso, l'aggancio di Anzalone direttamente tra le braccia di Tripoli che fa subito ripartire Calvaruso, buonissimo quell'aggancio, Calvaruso salta il portiere, Calvaruso contro la porta, ma pallone termina fuori, ma magia di Calvaruso che mette una palla veramente difficile, ma buca l'intervento Granatiere, ma che palla di Tripoli. Alessi allarga il gioco, Anzalone, Cosisto cerca la conclusione, Restivo, poi conclusione di Alessi, respinta nuovamente alla difesa, sarà quindi calcio d'angolo, si rimane in attacco, non c'è nemmeno un momento di pausa in questa partita. Chiama uno schema per Alessi che calcia a terra Scalavino, poi da terra sempre scivolata Calvaruso, può ripartire il giovane calciatore del 3 calcio 5 contropiede con Molinaro che cerca il secondo palo, ma questa sfida tra numeri 6 viene vinta al momento da Granatiere che ha la meglio su Mario Molinaro. Rimessa laterale con Alessi che batte rapidamente dalle parti del compagno.
L'anticipo di Calò. Scalavino vuole una giocata molto fine, poi contrasta, rimedia il suo errore. Nel frattempo è rientrato in campo Calò con Calvaruso, Scalavino e Calò. Dunque tanta tecnica in campo adesso per il 3M Calcio 5 di mister Roberto Zapparate, che si affida alla tecnica di questi giocatori, con il solo Molinaro a difendere. Calò qui vince un contrasto e subisce anche il calcio di punizione. Guadagna poi qualche metro di esperienza qui Antonio Calò, con Torigare invece che indietreggiare. Sarà calcio di punizione, questa volta non batterà Ruffolo, che lo vediamo in panchina, sembra veramente disperato. C'è Molinaro, ma libero anche Calvaruso. Va di potenza Molinaro, respinge Camilleri. Ha provato qui Mario Molinaro con la potenza, ma non è riuscito a trovare la porta, o meglio trova comunque il portiere. Poi la rouletta tentato dal capitano Calò, riesce ad anticipare tutto. Calvaruso può puntare l'uomo, cerca il dribbling, Martorana non lo fa passare, poi Scalavino nasconde il pallone, ma la sfera è terminata da prima in out. Dunque possesso palla adesso per la formazione ospite del Vigor San Cataldo, che batterà con capitano Alessi. Camilleri, Alessi, palla laterale per Anzalone, sale Alessi, non lo segue Calò, può puntare Molinaro ancora una volta, perfetta fase difensiva, cerca Calvaruso, le finte contro Martorana, alza il pallone ma non basta per passare il numero 16. Calò si intestardisce, poi si ferma, cerca forse un calcio di punizione ma non riesce, poi Scalavino mette una pezza con la punta, che era molto intensa, più che mai. Nel frattempo un altro cambio con l'ingresso di Federico Guccione, maglia numero 22 per lui, si posizionerà lì davanti. Infatti fa cenno ad Alessi di coprire forse un po' di più. Guccione può puntare Molinaro, non riesce perché oggi non si passa dalle sue parti. Calvaruso vuole il dribbling contro Martorana, per la scivolata perfetta in ripiegamento difensivo. Nel frattempo finisce qui il primo tempo con il risultato di 0-1, come potete benissimo vedere dal nostro tabellino. Le due squadre vanno adesso all'intervallo con questo parziale. Noi vi salutiamo, ma soltanto per pochissimi istanti, perché poi torneremo per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida. A dopo. La storia continua come le grandi rivalità del calcio, la prima di tante, l'ennesima, per gioire o soffrire. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti all'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo e San Giorgio Piana, Giardinellesi, l'andata dei 16esimi della Coppa di Promozione siciliana. Parte Pezzino con il sinistro, Belmonte centrale in possesso del pallone. Qui il sinistro al volo di Ciancimino. C'è il tiro di Manuele Randazzo proprio adesso a fare 1-0. Si riscatta così nella Coppa Italia di Promozione il gol del classe 2002 a fare 1-0 a sorpresa al Licauli, il bomber della Giardinellese. C'è la sponda di Cariotto, pallone di Gallo sullo stretto per Cariotto, scambiano i due, ancora Gallo. San Giorgio reclama un fallo, adesso sì che c'è calcio di punizione, c'è la munizione per Pezzino, doppia, espulso il centrale della Giardinellese. C'è il sinistro a giro di Tarantino, Gallo nuovamente per Giovenco, cross sul secondo palo, il tocco di prima di Spina. Gallo, il tiro respinto da Vitale, ancora Gallo insiste, punizione di Cariotto, il tiro sulla barriera, pallone a disposizione per Giovenco che se lo allunga ancora, Giovenco mette in mezzo la deviazione di Piazza. Aspetta San Giorgio, soltanto Giovenco, pallone in mezzo, secondo palo, non la va a prendere Rubino. Giovenco, diagonale, il tiro di prima di Cariotto, centrale, Alberto Montoro, basso in mezzo, il tiro alto di Cariotto. Cuccia
Lancio profondo, il tocco di prima di Giovenco, Cariotto velo il tiro di Zumo, largo, Giovenco guarda chi c'è in aria, pallone basso, stava andando a calciare Spina, Zumo si allarga Cariotto, Zumo il tiro, Giovenco finta il cross, va verso l'interno, Spina, ancora Spina, al limite lascia tutto dietro in Mesi, Cariotto, Sanyong si gira il tiro deviato di piazza, decisivo in calcio d'angolo. Non si è disteso sin da subito il portiere della Giardinellese, colpo di testa di Sanyong. Cuccia, sempre la stessa storia. Alla Licauli, Cariotto rientra, nessun fallo secondo l'arbitro. Mossa però interrompe subito di giocare, il pallone rimane vivo con il tiro di Giovenco, risponde di piazza ancora il portiere della Giardinellese, poi Giovenco rimane giù. Rimessa lunga da Sanyong, il colpo di testa, poi da fuori Tarantino. Punizione di Cuccia, la battuta Giovenco di testa, stava andando Zumo dall'altro lato, Spina guarda in mezzo, il cross verso Cariotto, continua il San Giorgio Piana, nel frattempo c'è Polizzi giù, l'aggancio in aria di Cariotto di piazza, super! Parte in Mesi, colpo di testa sul secondo palo, inserimento di Duro, in seguito al tentativo proprio di Fabio Gaio. Valenti fermato da Cuccia, ma l'arbitro fischia qui la fine ufficiale, l'1-0 della Giardinellese a sorpresa sul San Giorgio Piana, a deciderla il gol di Emanuele Randazzo nel primo tempo. San Giorgio Piana che non approfitta della superiorità numerica. Il calcio è bello per questo, perché quando magari giochi un poco poi arriva anche la difficoltà a fare gol. Però va bene così, è sicuramente una sconfitta che ci aiuta a crescere, ci lecchiamo un attimino le ferite. Faccio i complimenti alla Giardinellese che comunque ha portato un buon risultato a casa, ma ancora c'è il ritorno, quindi poi andremo lì sicuramente per fare sempre la nostra partita e cercare di ribaltare il risultato e soprattutto passare il turno. Va bene, non ci disperiamo, abbiamo visto che comunque abbiamo giocato, siamo stati molto sfortunati, il portiere ha parato l'infinito, ma va bene così. Abbiamo la quarta di campionato, proprio giochiamo contro questa squadra. Noi contiamo sicuramente di tenere i 3 punti per il grande cammino appunto in campionato. Assolutamente non siamo demoralizzati, ma anzi questa sconfitta ci deve un attimino cercare di rivalerci, soprattutto già domenica. Andando a vincere 3 partite consecutive in campionato, sicuramente questa partita in Coppa non va a delineare quelli che sono i nostri. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida che oggi pone di fronte 3 Calcio a 5 e Vigor San Cataldo. Questo è il fischio da parte del direttore di gara e ricomincia quindi anche il secondo tempo. Il risultato, come potete benissimo vedere, nel nostro tappellino è di 0-1, vantaggio con il gol di Martorana, ma sulla grande giocata comunque di Garcia Marquez, che è volato su quella fascia sinistra, ha messo un pallone intelligentissimo a secondo palo. Martorana ha dovuto fare forse uno dei gol più semplici della sua carriera, è stato spinto il pallone in rete, ma chiaramente serve tanto posizionamento. Nel frattempo Girgenti servito da Mangano, che fa quindi il suo esordio oggi in questa sfida. Restivo, Molinaro, quindi si continua con questo doppio centrale, che poi chiaramente doppio centrale non è, perché Molinaro rimane centrale, Restivo invece agisce sulla fascia, ma sappiamo come Restivo in realtà si trovi forse anche meglio in questo ruolo, forse anche più libero di poter inventare, che intanto l'inserimento del compagno. Girgenti, Restivo, Molinaro, Mangano con l'esterno, si appoggia molto bene Restivo, poi Molinaro cerca il dribbling, viene fermato da Garcia Marquez, uno scontro fisico che viene vinto al momento da Mario Molinaro. Mangano cerca di tenerla lui questo pallone, lo addomestica bene Molinaro, Girgenti spinto da dietro un po' da Martorana. Mangano si gira in mezzo a 2, poi casca giù,
cercava forse un calcio di punizione che non ottiene. C'è per una rimessa laterale, ma sul punto di battuta c'è Alessi. Martorana. Marquez vede Alessi che calcia e Tripoli respinge come viene. Poi il restivo Molinaro qui forse un po' arrabbiato con i suoi compagni. Mancano scontro con Martorana che prova con la punta addirittura ad anticipare. Non vuole nemmeno dribblare il restivo, lui vuole concludere prima. Ovviamente sapeva che avrebbe potuto avere qualche difficoltà nel dribbling secco su Roberto Restivo. Martorana. Marquez, il dribbling. Poi alza il pallone, la controlla ma rischia un poco Martorana. Intervento irregolare intanto di Salvatore Girgenti che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Dice di non aver commesso fallo, ma il direttore di gara Alessi. Scontro ancora tra Martorana e Girgenti. Marquez allarga il gioco molto bene su Guccione che cerca il secondo palo. Martorana. Qui mancano probabilmente qualcosa da farsi perdonare perché sua diagonale di dimensione non è stata in realtà fatta benissimo. Infatti Misa Zappardo lo fa uscire, rientra Scalavino, più che altro perché in fase difensiva aveva concesso un pallone che se fosse passato veramente avrebbe potuto dare qualche problema. Poi sbaglia il tocco qui Marquez che non si è capito con Martorana come invece avevano fatto nei primi minuti. Girgenti un po' con le mani si aiuta Martorana 2 volte, poi va giù. Girgenti tutto regolare. Recrimina qualche intervento irregolare qui Salvatore Girgenti. Alessi, pallone geniale che passa dalle parti di Martorana che tocca veramente tanti palloni. Marquez. Alessi, uno degli under più interessanti del campionato di C1. Scambia con Garcia Marquez che cerca l'inserimento di Martorana. Alza il pallone adesso, molto difficile però perché Molinaro comunque era in vantaggio. Scalavino lo stava anche inseguendo, quindi sarebbe stato veramente difficile per lui mettere questo pallone giù. Calvaruso. Restivo. Si appoggia Molinaro. Calvaruso. Lo scambio con Restivo. 1-2 che stava quasi per riuscire. Marquez capisce tutto. Poi scivolata, pallone che termina fuori. Qui si salva il 3 calcio a 5 perché Marquez stava per mettere un pallone in mezzo che Guccione avrebbe dovuto soltanto spingere in porta. Poi sì, ovviamente lì c'è lo scontro poi con Tripoli, ma a quelle distanze non è improbabile che un attaccante faccia gol. Quindi si riparte quindi con una rimessa laterale sul punto di battuta Garcia Marquez che dice qualcosa al tecnico. Alessi. Guccione, sempre Alessi. Scende Garcia Marquez che lo riserva nuovamente. Poi si sconta con Restivo, scontro anche tra Guccione e Molinaro. Palla che termina in out, dunque rimessa laterale sempre per gli ospiti che stanno al momento comandando la partita, risultato di 0-1. Nel tempo mister Zapparata chiama un gioco più propositivo. Alessi sbaglia tutto, Scalavino ringrazia. Restivo. Calvaruso, doppio passo, cerca la conclusione, viene deviata, poi Guccione in anticipo, punta con la suola, Calvaruso lo infastidisce, l'ultimo tocco è proprio del giocatore con i calzettoni bianchi. Restivo, lo spazio, Calvaruso si gira, calcia subito! E la respinta provvidenziale di Camilleri, che è rimasto in piedi praticamente fino all'ultimo. Dovrebbe aver respinta con il piede, se abbiamo visto bene. Ma Calvaruso qua si è girato veramente con una velocità di esecuzione impressionante. Si sta accendendo Cristian Calvaruso. Restivo. Poi Scalavino.
Marquez cerca di fare tutto solo ma sbaglia, riparte in contropiede Molinaro che serve Calvaruso, va al secondo palo e chiude ancora Camilleri. Incredibile l'occasione per il 3-5 che non riesce a trovare il primo gol della propria partita. Davanti alla porta Calvaruso aveva cercato l'assist dalle parti di Mario Molinaro, che avrebbe potuto veramente scartare soltanto questo pallone mettendolo in rete come Martorana nel primo tempo, ma l'uscita di Camilleri è stata perfetta per negargli il gol. Un facile tap-in. Restivo. Molinaro, sicuramente uno dei migliori oggi in maglia verde. Restivo, la tocca quel poco che basta per Scalavino, la tocca Marquez, poi Scalavino si alza il pallone, cerca una giocata fine, poi lotta con Garcia Marquez che sempre d'esperienza riesce a fare quasi terminare il pallone fuori, poi però questo Restivo riesce a farla toccare all'ultimo proprio allo spagnolo e così è. Molinaro di potenza e ancora Camilleri sul primo palo che poi chiama a sé i suoi compagni. Scalavino, conclusione, Molinaro e ancora Camilleri. Grande prestazione per il portiere del Vigor San Cataldo che sta mantenendo la porta inviolata con tanti meriti. Il tempo di in campo Agnello al posto dell'attaccante Guccione. Martorana si gira molto bene, casca giù, fallo di Calvaruso dal limite dell'area. Questa può essere un'occasione importantissima per la formazione ospite. Nel frattempo fuori Scalavino, rientra in campo Antonio Calò. Nel frattempo non c'è in panchina Runfolo, quindi questa è sicuramente una notizia negativa perché il ragazzo avrà avuto veramente preso una bruttissima botta. Non si è capito bene in realtà se ci sia un contrasto o da solo, ma fatto sta che il giocatore non è più in panchina. Nel frattempo va Garcia Marquez, prende il restivo, ancora Garcia Marquez 2 volte, viene respinto, poi accusa un colpo al viso Roberto Restivo. Cerca di rialzarsi qui il capitano, nel frattempo stretta di mano tra Agnello e Mario Molinaro, che come diciamo anche in precedenza è sicuramente uno dei migliori in questa partita. Grande prestazione. Nel frattempo mister Zapparata accompagna capitano Restivo fuori, rientra, anzi entra per la prima volta in questo match, almeno di grazia, lui che è un giocatore piuttosto difensivo, anche per consentire probabilmente a Calò e Calvaruso di pensare un po' più alla fase offensiva. Adesso una sorta di doppio centrale, palla su Calò che riesce a toccarla e calcio in porta, e Camilleri sul palo lontano riesce a smanacciare molto bene. Granatiere allontana, Martorana esce benissimo dalla pressione il Vigor San Cataldo, poi Agnello secondo palo tentato con Di Grazia che mette il piede, posizionamento perfetto, ma ancora una volta uno dei più pericolosi lì davanti è sempre Antonio Calò. Rimessa laterale della zona offensiva, quasi battuta come un corner, Calò respinge, stava arrivando alle sue spalle l'inserimento di Granatiere, lui l'ha visto, poi Martorana in 2 tempi Tripoli. Di Grazia cerca Molinaro e lo trova, adesso Calvaruso contro Martorana, la difende col baricentro basso, ecco Calvaruso in mezzo a 2, fischia fallo e direttore di gara. Qui tutta l'intelligenza di Calvaruso che ha visto il raddoppio e ha deciso di spostare la palla all'ultimo per farsi fare questo intervento irregolare. E calcio di punizione con Molinaro che potrebbe concludere direttamente dalle parti di Camilleri. Vediamo se effettivamente cercherà la porta il 6. Lui che ha un tiro molto potente e anche preciso. Ma Molinaro conta i passi, conclusione sul primo. Ci si aspettava forse una battuta forte sul secondo, lui ha cercato invece forse il palo più coperto, quello anche più complicato. Calò
allarga il gioco per Di Grazia, si inserisce Calvarus, secondo palo tentato, la tocca ancora una volta Martorana, palla in calcio d'angolo, azione insistita per il 3 calciacinque che non riesce a sbloccare dalle proprie parti il risultato. Calò prende Di Grazia, poi riconquista ancora il pallone, Calvarus si gira, Martorana, buona qui la sua guardia, scontro con Calò, palla sempre per i padroni di casa, Molinaro, e mister Zapparata a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Di Grazia, Molinaro, Calò, il dribbling di Calvaruso, si appoggia, le finte di Molinaro, riesce a passare anche con un pizzico di fortuna, poi trova una rimessa laterale, ma ancora una volta è l'ultimo a mollare qui Mario Molinaro. Calò la prova, il tocco in mezzo, l'ultimo tocco è di Martorana, sembrava forse potesse essere di Calò in realtà, poi palla seconda palla per Calvaruso, la tocca Alessi, poi col tacco la libera, calcio di punizione, fallo di Calvaruso. Sarà quindi calcio di punizione per gli ospiti con Martorana e Granatieri che battono rapidamente da Alessi. Martorana, Granatieri, Martorana, centrale, sbaglia il tocco, Molinaro col mancino, cerca Calò, lo trova, si allunga, il pallone è 29, poi Di Grazia, Calvaruso ancora per Di Grazia! E poi con il quadricipite ha provato a tentare la porta, poi si è scontrato con Martorana. Tutto regolare per il direttore di gara che non fischia il calcio di rigore. Poi Molinaro, in questo caso probabilmente la decisione della terna arbitrale è stata quella di non indicare il fallo, perché comunque non poteva smaterializzarsi, però bisogna capire effettivamente che se non ci fosse stato effettivamente il difensore come sarebbe andata a finire l'azione. Questo chiaramente è un po' quello che tutti si chiedono, soprattutto la squadra di casa, perché Di Grazia lì a porta vuota senza il difensore dietro probabilmente avrebbe anche trovato la porta. Nel frattempo rimessa laterale in zona difensiva per il San Cataldo che batte rapidamente dalle parti di Granatiere, c'è Alessi adesso sulla fascia sinistra, è rientrato in campo dopo il piccolo momento di pausa. Poi Calò intercetta il pallone ma non riesce a tenerlo in campo. Nel frattempo arrivano uomini di potenza per mister Zapparata, perché sta per entrare Giovanni Salerno, vice capitano di questa squadra, numero 9 sulle spalle, tanti gol in categoria, uno che fa il gol veramente una facilità disarmante. Intanto Alessi viene portato all'esterno da Di Grazia che poi lo spinge, poi la reazione ed è cartellino rosso per Di Grazia. Ed è giallo per Alessi intanto. Ed è cartellino rosso per Di Grazia. Nel frattempo la squadra rimarrà in 4, vediamo se il cambio di Salerno sarà congelato o se invece comunque entrerà in campo. Nel frattempo Di Grazia lascia il terreno di gioco. Un'altra espulsione per il 3 calcio 5 dopo quella della scorsa partita per Alessandro Norfo, che oggi è in panchina, para dal primo infatti Tripoli. Nel frattempo mister Zapparata a dare le indicazioni ai ragazzi in campo, Scalavino, Calò, Molinaro, poi con la casacca Girgenti. Nel frattempo è stato chiamato il time out che inizia adesso, ma in realtà già da circa 20 secondi. Tempo anche membro della dirigenza e del Zapparata non contento probabilmente della partita della squadra. Dal punto di vista tecnico 3 calcio 5 non sta giocando una brutta partita, però il gol preso a freddo probabilmente avrà influenzato veramente tanto la squadra di casa. Il presidente De Simone, nel frattempo Norfo a indicare qualcosa a Tripoli, sta dicendo qualcosa dal punto di vista dell'esperienza adesso sui movimenti, sulle uscite. Stiamo cercando di immaginare un po'
i dialoghi tra i due portieri, l'esperto Norfo che sta mimando qualche movimento forse con il corpo nelle uscite, chissà, magari poi dopo glielo chiederemo. Anche Tripoli a dire ai compagni testa, e infatti sta dicendo proprio questo, non possiamo leggere il labiale purtroppo, ma diciamo che l'atteggiamento del corpo, le posture, anche la mimica, la prossemica, insomma, aiuta in questo caso. Nel frattempo rimessa laterale con Molinaro, si riparte dunque in 4 uomini. Con Antonio Calò. Sempre Calò sul punto di battuta. Nel frattempo stanno dialogando Molinaro con l'Italia di Gallo. Molinaro, Tripoli, si esce dalla pressione, però pallone che viene spazzato. Camilleri lascia il pallone lì ad Alessi, ammonito nel corso di qualche istante fa. Garcia Marquez rientrato in campo. Granatieri, Marquez, Granatieri ancora. Si insiste con questo giro palla difensivo, si cerca lo spiraglio giusto. Alessi viene tallonato qui da un super Mario Molinaro. Pallone laterale. Marquez, c'è Alessi in mezzo, secondo palo, potrebbe ricevere il pallone ma non arriva. Marquez, Granatiere, le finte, si ritorna da Marquez che vede il buco. Calò, bravissimo qui a negarglielo. C'è ancora secondo palo Alessi, non vuole rischiare però il Vigor San Cataldo che continua questo giro palla. Alessi, Granatiere sbaglia qui l'aggancio e Calò stava per partire a rubare il pallone, poi la seconda palla tentata ancora una volta, 2 volte, Molinaro la tocca sempre, palla in calcio d'angolo, ancora azione Vigor San Cataldo. Granatiere, Marquez, c'è Alessi libero, non lo può servire, è complicato. Granatieri, Alessi, secondo palo, poi Scalavino. Granatieri, Marquez, Granatiere, Alessi, poi ottimo qui Molinaro che con la punta allontanato senza badare allo stile. Garcia Marquez allarga, poi cerca la conclusione, deviazione Tripoli, mette poi sul palo dopo questo tentativo di Anzalone, la posizione ravvicinata, c'è stata anche una direzione di Molinaro, poi lui smanaccia. Granatiere, Alessi, cioè Tripoli, poi lo scontro con Calò, fallo di Anzalone. Intervento nel tentativo chiaramente di conquistare il pallone. Molinaro, Calò, poi la tocca Anzalone, l'ultimo tocco è proprio il giocatore in maglia bianca. Molinaro cerca di allungare il Calò ma non riesce. Marquez, mancano 15 secondi all'inserimento del secondo uomo, poi al volo e salva sulla linea Molinaro, salva tutto Mario Molinaro, interventi sulla linea non solo difensivi. Intanto è rientrato anche Salerno, adesso si è ristabilita quindi la parità numerica, quindi l'inserimento di Giovanni Salerno che dà subito un ruggito in campo, uno come lui che conosce l'area di rigore meglio probabilmente di casa sua. Alessi, Granatiere, Marquez con la punta viene fermato, poi va al secondo palo e sbuca Alessi come un fantasma, palla perfetta da parte di Garcia Marquez che trova al secondo palo ancora un compagno, questa volta non è Martorana, è il giovane Alessi che fa quindi il gol dello 0-2 nel momento in cui stavano attaccando veramente tanto gli ospiti. Viva la rete di Andrea Alessi, giocatore che è molto giovane, che si presenta come uno dei più interessanti in questa categoria. Si tratta infatti di un classico addirittura
2006, veramente molto piccolo di età. Ora la tocca di testa. Scalavino, Molinaro, Calò. Salerno. Molinaro, Tripoli, si riparte da dietro, rilancia in avanti, cerca Salerno che non riesce ad arrivare sul pallone, poi chiama e suona la carica tutti i compagni, chiamando Calò probabilmente a seguirlo maggiormente nei movimenti, perché Salerno giocatore comunque cerca sempre il pallone ma davvero di sopra, nel tentativo poi non di cercare la porta, non so se sia un attaccante, ma di servire i compagni, lui che gioca tanto per la squadra, di raccordo Giovanni Salerno. Calò può puntare, si scambia con Salerno, palla perfetta! E poi Calò si va a ipnotizzare da Camilleri, che parata del portiere, ma che pallone ancora! Ci ha provato questa volta Mario Molinaro, ma l'ingresso di Salerno si vede in campo. Chissà che non voglia dire qualcosa al tecnico, forse per un minutaggio maggiore Giovanni Salerno, che è entrato in campo e ha fatto subito un assist incredibile a Calò. Poi un super Camilleri ha chiuso tutto, ma veramente che partita del portiere, ma ottimo ingresso di Salerno. Scalavino, le finte, salta tutti, va in mezzo, va giù, calcio di punizione, fallo di Garcia Marquez. Però non chiede scusa Scalavino, forse non è d'accordo per l'intervento. Sarà calcio di punizione, Scalavino sul punto di battuta, ma ha saltato ben 3 uomini, poi è stato steso sulla linea di fondo prima di poter mettere un pallone in mezzo. Salerno come sempre era lì, pronto a ribadire in porta. Scalavino cerca una conclusione, forse un passaggio in mezzo, fatto sta che però è terminato comunque rimessa laterale. Molinaro, Scalavino. Calò. Calò, l'aggancio, sbaglia tutto, riparte Guccione, fa salire i suoi compagni, palla centrale, Molinaro, come sempre, tocca tutti i palloni, come una piovra. Calò, secondo palla c'è Salerno, non lo serve, va sul sinistro, scivola, Calò si ferma, cerca di arpionare il pallone, ma non riesce Antonio Calò, che si divora il gol. Salerno infatti dice qualcosa, gli lancia anche un'occhiataccia, ma qui forse Calò ha fatto anche la giocata migliore, perché un passaggio sarebbe stato anche di facile lettura per la difesa, che stava infatti andando a chiudere proprio dalle parti di Salerno, e ha cercato invece di rientrare sul sinistro, poi però è scivolato. Calò contro Marquez, rientra, calcia, lo scontro fisico con Marquez, prova a fare anche fallo Calò, e infatti arriva l'intervento irregolare, calcio di punizione. Marquez poi si tocca il flessore, il gluteo anche. Probabilmente nel cadere a terra si sarà avuto qualche abrasione, probabilmente a livello del bicipite femorale. Poi cerca la conclusione Anzalone, Tripoli respinge con le ginocchia, poi Scalavino, Salerno cerca l'appoggio, non lo trova, poi trova adesso il restivo esterno, Scalavino cerca la porta e non trova ancora una volta l'angolo giusto, ma quando calcia Scalavino è sempre un pericolo. Nel frattempo pronto a rientrare in campo Cristian Calvaruso al posto di Giovanni Salerno, che stava però giocando una buona gara. Restivo, Calvaruso, Molinaro, Scalavino può puntare in mezzo a due, riesce anche a passare, poi viene messa una pezza, palla alta, Scalavino intercetta con l'esterno, Calvaruso sul sinistro, può calciare il tacco sempre per Molinaro, poi la velocità di Garcia Marquez è più veloce, poi scontro con Restivo, perfetto il capitano che poi allunga e va giù Garcia Marquez. Ma che scontro stiamo vedendo oggi! Nel frattempo è entrato in campo anche Francesco Anzalone con la maglia numero 2 sulle spalle. Molinaro, poi Restivo, lotta, Calvaruso per Restivo
e la riapre chi se non lui, chi se non il capitano Roberto Restivo. Fa 1-2, palla perfetta di Cristian Capruso che non riesce a iscriversi nel tabellino dei marcatori, ma si iscrive in quello degli assist man. Dunque il risultato che cambia, risultato di 1-2 adesso. La gara è aperta a tutti i risultati più che mai. Dai Robby, dai Rob! Buona Restivo! Stiamo uscendo a te! Allineato con Spagna! Fuori! Anzalone cerca il centro, sbaglia il tocco, poi Calvaroso fa ripartire i suoi, viene fermato da Anzalone. Fallo da parte del numero 2. Calcio di punizione, nel frattempo anche Molinaro a dire a Calvaroso di giocare con la testa, di lasciare perdere tutto ciò che non concerne probabilmente il gioco del calcio e di pensare soltanto a questa partita, nemmeno alle prossime, soltanto questa. Molinaro, Scalavino. Restivo. Allarga, Scalavino. Va in avanti Restivo. Molinaro cerca Calvaruso, non aggancia il 27. Nel frattempo break chiamato alla squadra ospite che si trova in vantaggio, ricordiamo 1-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. A colloquio mister Zapparata con tutti i componenti, cerca probabilmente di trovare qualche spiraglio nel tentativo di riportare la gara sulla parità che sta veramente per pochissimo tempo, perché dopo nemmeno 2 minuti il vantaggio del Vigor San Cataldo con la rete di Martorana. Pallone secondo palo perfetto da parte di Garcia Marquez, che ha fatto una prestazione sublime. Era un giocatore di quelli osservati speciali oggi in campo. Effettivamente non ha rispettato, possiamo dire, le aspettative che si ponevano sopra il giocatore. Nel tempo sta diminuendo anche il sole nel frattempo in campo. Risultato di 1-2. Andrea, non battere tu! Oh, è quello che io! Ci sei, Marco, ok? Anzalone. Alessi, è entrato in campo il capitano. Anzalone. Poi Guccione. Cerca l'inserimento. Pallone che termina dalle parti di Tripoli. Ti ringrazio. Restivo, con l'esterno si appoggia Molinaro, Scalavino, ancora Restivo con un aggancio non proprio a seguire. Palla che termina fuori, nel frattempo vediamo anche l'esterno del campo, Carmelo Di Grazia, che ha rimediato un'espulsione. Tanto palla dalle parti di Anzalone, Tripoli si scontra, poi il fisico e Molinaro mette una pezza, rimane a terra l'11. Molinaro, Restivo, sempre Molinaro che poi calcia fuori dalle parti della panchina, ma Molinaro ha allontanato il pallone nel tentativo di, anche un po' con un gesto di stizza forse per la situazione, non chiaramente verso la panchina. Infatti poi successivamente si è accorto del gesto che aveva commesso, infatti subito chiesto scusa anche il tecnico avversario del Vigor San Cataldo, subito ha capito il gesto di Molinaro. Anche mister Zapparata ha spezzato una lancia in favore del proprio centrale, che non l'ha fatta apposta, si è anche innotato subito tramite la mimica facciale. Comunque era un allontanare il pallone piuttosto che colpire gli avversari. Chiaramente Calvaroso
prova a rientrare, lo ferma Anzalone, che adesso poi si allunga il pallone sulla fascia destra, viene fermato proprio da Calvaruso in fase di ripiegamento, che non sta giocando una brutta partita in fase difensiva, però forse in questa fase offensiva qualcosa di più avrebbe potuto fare. Scalavino intanto, e il dribbling lascia sul posto Cuccione, si allunga il pallone con la suola, poi per la diritto, ma Calvaruso, ancora Scalavino! Perfetto Scalavino, ma assist ancora di Calvaruso, che dicevamo non era stato precisissimo in zona offensiva, ma lo è con gli assist, con Scalavino che fa un'esultanza, bacia verso la curva della formazione di casa. Dunque risultato di parità, 2-2 per la seconda volta, risultato di pareggio dopo lo 0-0 chiaramente iniziale, che però è durato veramente per pochissimi istanti. Adesso 2-2, Scalavino colpisce, ma ancora una volta assist di Calvaruso. Poi tutta la panchina a caricare i giocatori in campo. Nel frattempo i falli, ricordiamo, sono 4 pari, 4 da una parte e 4 dall'altra. Vedremo se assisteremo effettivamente ad un tiro libero, chissà. Anzalone, Guccione, Anzalone, anzi Alessi, chiedo scusa. Anzalone cerca i compagni, non trova nessuno, ritorna infatti dietro da Alessi, che sbaglia l'aggancio. Si riparte dunque da Scalavino. Calma Robby, sta buono il pareggio. Calvaruso, 1-2 con Restivo. Calvaruso con l'esterno ha provato un colpo nel tentativo di eludere anche il portiere avversario. Restivo, Calvaruso, Restivo, Molinaro, sempre Restivo, le finte, cerca una giocata molto complicata effettivamente, anche Molinaro infatti dire qualcosa al capitano. Alessi, allarga il gioco, Anzalone, l'inserimento, poi la tocca Molinaro 2 volte, 3 volte prima di passare il pallone. Scalavino, è un 4 contro 1 molto complicato, torna dietro infatti saggiamente da Calvaruso. Intanto mister Zapparata a macinare chilometri sulla fascia nel tentativo di dare indicazioni ai ragazzi. Nel frattempo commette fallo Restivo, fallo tattico, cartellino giallo giusto. Anche infatti Alessi non dice nulla al capitano avversario, sa bene che quello è un fallo tattico, privo di cattiveria chiaramente. Nel frattempo è il quinto fallo, dunque dal prossimo si potrebbe avere un tiro libero, chissà che infatti non possa essere una soluzione. Nel frattempo è scomparso il sole. Sul punto di battuta il capitano Alessi, mister Zapparata, che dice ai suoi ragazzi di non subire gol. È stato molto chiaro il suo virgolettato, per utilizzare terminologia del mondo giornalistico. Alla centrale anticipata, Molinaro, e poi termina la partita. E termina la partita infatti con il fischio non completo da parte di direttore di gara. Dunque finisce il match con il risultato di 2-2 tra Tremme Calcio 5 e Vigor San Cataldo. Una partita molto molto bella, molto molto interessante, un doppio vantaggio della formazione ospite, poi il ribaltone questa volta favorevole per il Tremme Calcio 5, che dopo aver subito la rimonta dal Cus Palermo ha deciso di effettuare il terzo tempo. Nel frattempo quindi dicevamo di effettuare la rimonta con il risultato da 2-0 a 2-2. I gol sono stati realizzati, ricordiamo, formazione ospite da Martorana e Alessi, poi Restivo e Scalavino a ribadire in porta e regalare quindi il risultato di 2-2. Noi vi ringraziamo, amici di Sportissimi, qui da Marco Genduso è tutto, alla prossima.